Tantum ergo sacramentum valeremur cernui et antiquum documentum novo cedalitui prestet fide supplementum sensum effectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Amen.
sanctum ergo sacramentum valeremur cernui et antiquum documentum novo cederitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Questa è una preghiera per chi soffre di depressione e a voi che state soffrendo di questa opprimente malattia, vi invito ad avere coraggio. È possibile uscirne. Anche se ancora non riuscite a vedere la luce, oltre questo tunnel di buio, sappiate che con la perseveranza riuscirete ad uscirne. Anche Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina, è stata afflitta dalla depressione e ora dedichiamo una preghiera alla Madonna del Sorriso, che guarì dalla depressione Santa Teresina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra dolcissima, che ti sei degnata con il tuo indimenticabile sorriso di consolare e guarire dalla depressione la vostra piccola figlia, Santa Teresa di Gesù Bambino. Guardate ora con affetto materno tanti figli e figlie che soffrono dello stesso male e fondi su tutti loro il dono incomparabile del tuo sorriso, che è come una carezza soavissima sull'anima, e guariscili da ogni loro male. O Vergine Santa, supplica il tuo dolce Figlio, perché attraverso la potenza della sua resurrezione infonda nuova vita a tutte le anime chiuse nel carcere della depressione. Tale carcere è come un involucro nero che impedisce loro di vedere e di vivere la bellezza della vita. Signore Gesù, tu che dicesti un giorno, Lazzaro, vieni fuori, comanda a tutti i tuoi figli che soffrono nella mente e nell'anima le stesse parole. Vieni fuori, fuori dal sepolcro dove il tuo spirito è rinchiuso, nel buio di questa depressione, di questa tristezza, di questa paura, di questa angoscia, di questa confusione mentale che toglie ogni speranza e ogni voglia di vivere. O angeli del cielo, sciogliete tutte le bende che mi avvolgono nel triste sudario di questa morte interiore. Cristo è risorto, ha vinto la morte e l'inferno. Per questa mia fede nella risurrezione di Gesù Cristo, invoco su di me, dentro il mio corpo,
dentro la mia anima, dentro la mia mente, la sua potentissima luce di vita, di gioia, di guarigione e di liberazione, luce che emana dalle sue gloriosissime piaghe, affinché siano distrutti definitivamente tutti i malefici, tutte le maledizioni, tutte le fatture, tutte le legature, tutti i cerchi di morte fatti per colpire la mia mente e rendermi una creatura infelice. Non ci sia più spazio in me per alcuna tenebra, per alcuno spirito di depressione, di tristezza, di scoraggiamento, di disperazione, di bulimia nervosa e di anoressia. Signore Gesù, riempi tutti i vuoti lasciati dal maligno con lo Spirito Santo e sigilla tutto nel tuo sangue prezioso, perché io sia guarito per sempre e viva per cantare in eterno la tua infinita misericordia, a lode e gloria della Santissima Trinità. Amen, amen, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene, e abbi cura di te. Padre, ho peccato. Se riconosciamo i nostri peccati, Gesù, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Bentrovati carissimi fratelli e sorelle per questo momento di preghiera in cui chiediamo perdono a Dio per i nostri peccati. Questa preghiera non sostituisce il sacramento della confessione, ma è una richiesta di perdono rivolta a Dio, a tu per tu. E quando noi siamo pentiti e cerchiamo il suo aiuto per convertirci, il Signore gradisce questo nostro proposito. Il peccato può essere ricorrente nella nostra vita, ma non stanchiamoci mai di chiedere perdono e di affidarci alla misericordia del Padre. Lui non si stanca mai di perdonarci. Ogni volta che ci accorgiamo di avere peccato, con umiltà torniamo a Lui e diciamo: Padre, ho peccato. Così dice il profeta: come pensaste di allontanarvi da Dio, così ritornando, decuplicate lo zelo per ricercarlo, poiché chi vi ha afflitti con tante calamità vi darà anche con la salvezza una gioia perenne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra, ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Ora lascerò 2 minuti di silenzio. Ti chiedo di pensare a cosa c'è che non va nella tua vita, ma non a qualcosa che dipende dagli altri, ma qualcosa che dipende da te. Per favore, caccia via tutti i pensieri che ti portano ad accusare gli altri. Questo è un tempo che tu dedichi a te stesso, per il tuo bene, per la tua crescita spirituale. Prima di chiedere perdono a Dio per i tuoi peccati, ti chiedo di riconoscere cosa c'è in te che non va bene e di prendere il fermo proposito di migliorare. Prendi le distanze dal male per il tuo bene. Dio ti chiede di allontanarti dal male per il tuo bene. Ascolta dunque la tua coscienza. Coraggio, figliolo. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. O Padre Celeste, a te apro il mio cuore in preghiera. Ti ringrazio per il tuo amore infinito e la tua misericordia, che mi accoglie anche quando mi allontano da te a causa dei miei peccati. O Signore, apri i miei occhi affinché io possa vedere la verità dei miei errori e riconoscere i miei peccati di fronte a te. Illumina la mia mente con la luce del tuo Spirito Santo, perché possa discernere le vie tortuose del peccato che offuscano il mio cammino verso di te. Smaschera le suggestioni del male, in modo che non sia attratto dal peccato, ma lo detesti.
Aiutami a distinguere la via che conduce al bene da quella che conduce alla rovina. Sostienimi con la tua forza perché io riesca a spezzare le catene dell'abitudine che mi tengono legato ai vizi. Aiutami a custodire un animo semplice e puro. Fa che il male non possa trovare dimora dentro di me. Concedi a me, umile peccatore, la grazia di un cuore pentito, affinché possa sentire il peso dei miei errori e desiderare sinceramente di voltarmi verso di te. Fa che il mio desiderio di conversione sia sincero e profondo, che possa abbandonare le vie del male e abbracciare con fermezza la tua via di giustizia e di amore. Signore Gesù, tu che sei venuto a cercare e salvare chi era perduto, abbraccia il mio cuore contrito e stendi su di me la tua mano misericordiosa. Purifica la mia anima dal peccato e rinnova in me uno spirito saldo. Spirito Santo, guida i miei passi lungo il sentiero della conversione. Accendi nel mio cuore il fuoco dell'amore per te, affinché possa resistere alle tentazioni e testimoniare la tua grazia nel mondo. Padre, Figlio e Spirito Santo, accogli la mia preghiera di pentimento e conversione. Concedi la tua grazia trasformatrice affinché io possa vivere una vita secondo la tua volontà ed essere un testimone della tua misericordia. Amen. Signore, tu ci hai insegnato che chi nasconde le proprie colpe non avrà successo. Chi le confessa e le abbandona troverà misericordia. Per questo ti prego. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Abbi fiducia nel perdono di Dio e affidati a Lui. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Preghiamo con il Salmo 38, un salmo di richiesta di perdono, di liberazione e di salvezza. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Le tue frecce mi hanno trafitto, la tua mano mi schiaccia. Per il tuo sdegno nella mia carne non c'è nulla di sano, nulla è intatto nelle mie ossa per il mio peccato. Le mie colpe hanno superato il mio capo. Sono un carico per me troppo pesante. Fetide e purulente sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Sono tutto curvo e accasciato. Triste mi aggiro tutto il giorno. Sono tutti infiammati i miei fianchi. Nella mia carne non c'è più nulla di sano. Sfinito e avvilito all'estremo,
ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, è davanti a te ogni mio desiderio, e il mio gemito non ti è nascosto. Palpita il mio cuore, le forze mi abbandonano. Non mi resta neppure la luce degli occhi. I miei amici e i miei compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza. Tendono agguati quelli che attentano alla mia vita. Quelli che cercano la mia rovina tramano insidie e tutto il giorno studiano inganni. Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere. Perché io attendo te, Signore. Tu risponderai, Signore, mio Dio. Avevo detto, non ridano di me. Quando il mio piede vacilla, non si facciano grandi su di me. Ecco, io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, io confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato. I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi rendono male per bene. Mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano. Vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Preghiamo con il Salmo 51, un salmo di pentimento. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di soppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Preghiamo con il Salmo 32, un salmo che esprime la gioia del peccatore perdonato. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gridavo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano. Come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate privi di intelligenza come il cavallo e come il mulo. La loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ringraziamo con gioia il Padre, che ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio amato.
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Un caro saluto e un abbraccio. Dio ti benedica e abbi cura di te. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Una candela non prega da sola, ma, Signore, io accendo a te questa candela. Perché sia luce che nelle difficoltà mi illumini, nelle decisioni, nelle mie ansie, nelle parole, pensieri e attese, e in quel che faccio durante i giorni. Perché sia fuoco che bruci in me ogni mio orgoglio e l'egoismo, fonti e radici di ogni mio male, di quel che è contro alla parola viva del tuo Vangelo. Perché sia fiamma che dentro di me riscaldi il cuore e in questo modo mi insegni ad amare, così come ti amò Maria, tua madre, così come tutti ti amarono, i santi. Nella tua casa non posso stare, Signore, ancora per molto. Nella candela che ora arde qui, a te lascio me stesso in dono, perché prosegua la mia preghiera nello svago e nel lavoro e in quello che io farò per tutto l'arco di questo giorno. Amen.
sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Benedizione per gli animali di Sant'Antonio Abate. Nel disegno di Dio creatore anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali, con gli uomini, sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Preghiamo insieme e diciamo: quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che provvedi cibo ad ogni essere vivente. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine di tuo Figlio, nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, per tutte le tue creature, che ci invitano a cantare la tua lode. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. E ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiera di benedizione.
O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio che ha creato gli animali della terra come aiuto e sostegno nella nostra vita terrena ci protegga e ci custodisca sempre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e sui vostri animali domestici. Ciao ciao e abbi cura di te. Ave Maria, ben ritrovati qui su questo canale Vangelo di oggi con frate Stefano, e oggi ci troviamo per pregare insieme. Preghiamo per noi e preghiamo anche per le persone che ne hanno più bisogno. Questa è una preghiera, anzi sono due preghiere che rivolgiamo al Signore per chiedere la liberazione dalle dipendenze, dai vizi e dalle ossessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscerne la differenza. Ora quest'altra preghiera. Santi angeli custodi, venite in mio aiuto. Corte celeste, vieni in mio aiuto. Chiesa pellegrina sulla terra, intercedi per me. Padre amato, da te proviene ogni benedizione, in cielo e sulla terra. Signore, ti chiedo umilmente perdono per i miei peccati. Mi prostro davanti a te perché so che ho fatto molto danno. Ho fatto molto danno al mio corpo. So che ho bisogno del tuo aiuto, Signore. Senza di te non ce la faccio. Chiedo umilmente l'assistenza della Vergine Maria, Madre mia. Santa Maria Vergine, aiutami. Aiutami perché sono disperato. Sono in un momento terribile della mia vita. C'è una forte dipendenza, c'è una catena terribile che mi sento incapace di vincere. Signore, chiedo umilmente la tua presenza potente perché mi sento sconfitto, perché sono triste, perché non sono nulla. Ti chiedo umilmente di guarire il mio corpo, Signore, di guarire la mia anima, di guarire le ferite più profonde che fanno sì che mi aggrappi a questo vizio terribile. Provo vergogna, provo dolore e tristezza nel fondo del mio cuore. Provo una paura terribile. Non mi sento capace di nulla. Sento la necessità di asfissiare i miei dolori e non riesco ad uscirne solo con i miei mezzi, Signore. Riconosco davanti a te, Signore della mia vita, tutta la mia piccolezza. Riconosco la mia incapacità. Riconosco la mia miseria. Riconosco il dolore immenso che ho nel cuore e grido a te umilmente, Signore. Grido a te con tutto il mio cuore, grido a te con tutta la mia miseria e la mia dipendenza. Ti chiedo di guarire il fondo del mio cuore, di guarire le ferite più profonde. Preghiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Dio ti benedica, pace e bene. Tre preghiere essenziali per invocare lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Inno Veni Creator Spiritus. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio, Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Sequenza allo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi 7 doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Spirito Santo del Dio vivente, mediante la fede posso ora riconoscere con gratitudine che tu sei presente in me. Hai posto la tua dimora nel profondo del mio essere e vi sei penetrato più intimamente dei miei pensieri, dei miei sentimenti, della mia volontà. Ti lodo, ti adoro e ti amo. Ti ringrazio di esserti abbassato tanto da rendere il mio corpo tua dimora e da eleggerlo così tuo tempio. Ti ringrazio soprattutto di avermi rivelato il mio Salvatore, il Signore Gesù Cristo, e di avermi elargito tutte le benedizioni della sua morte e risurrezione. In questo nuovo giorno voglio rendermi disponibile ai tuoi progetti su di me e mettermi completamente sotto la tua guida. Preparami ad ogni evento, in esso conducimi, e toccherò con mano la tua potenza, perché Gesù possa vivere in me. Caricami della mia croce e donami capacità di rinunciare al mio io e morire a me stesso. Rendimi strumento di amore, di forza, di benedizione e di salvezza per ogni persona che tu porrai oggi sulla mia strada. Tutto ciò avvenga, o Spirito Santo, affinché l'amato Padre Celeste sia glorificato
e conservi su di me il suo sguardo compiaciuto. Amen. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio scenda su di noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene, carissimi amici e amiche. Al termine di questa giornata ci ritroviamo insieme per la preghiera. Facciamo insieme il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che ho commesso e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo per i nostri cari defunti e per tutti i defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Grazie, Signore, Padre nostro, per avermi sostenuto nella ricerca della pace e nell'esercizio della pazienza durante questa giornata, con i colleghi, gli amici, la famiglia. Aiutami anche domani e sempre ad ascoltare con calma e serenità le persone che mi hai posto accanto. Amen. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, con il tuo santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Preghiera di liberazione.
Signore Gesù Cristo, che sei l'amico e il Redentore di tutti gli uomini, nel cui nome tutti devono trovare la salvezza e davanti al quale ogni ginocchio si piega, in cielo, in terra e negli inferi. Ti supplico per me, che ti adoro come unico vero Dio, di illuminare e visitare il mio cuore, di allontanare da me ogni tentazione, oppressione e insidia del nemico. Guariscimi dai peccati e dalle infermità, perché aderendo alla tua amabile e perfetta volontà, obbedisca con perseveranza al tuo Vangelo e possa essere degna dimora dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo, che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. La preghiera per la guarigione di Padre Pio. Amato Padre Pio, mettiamo nelle tue mani i nostri cari che sono infermi. Affidiamo alle tue cure tutti i malati terminali che non hanno speranza terrena e ti chiediamo umilmente di compiere per loro un'opera di guarigione miracolosa. O glorioso Padre Pio, asciuga le loro lacrime, dona loro fiducia e speranza. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo. Al termine del giorno, o Sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore una buona notte e un buon riposo. Ciao ciao. Abbi cura di te. Questa è la grande preghiera di liberazione, una preghiera rivolta a Dio per invocare la liberazione dal male, dai malefici e da ogni influenza del maligno. Possiamo pregare per noi stessi, come pure per le persone che stanno soffrendo a causa di vessazioni malefiche. Serve anche per invocare la benedizione di Dio nella casa e nei luoghi in cui viviamo. Affinché questa preghiera sia efficace è importante pregare ogni giorno e deve essere accompagnata da un vivo desiderio di ritornare in grazia di Dio, per ritrovare la libertà dei figli di Dio, per non essere più sedotti dalle menzogne del nemico e per poter vivere nella pace e avere la forza per essere perseveranti nella fede. Un ultimo consiglio è quello di partecipare ai sacramenti della confessione e della comunione con regolarità, perché questi sono sacramenti potentissimi per guarire dalle ferite del maligno e per ritornare in grazia di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimaniamo in silenzio per un istante
prima di cominciare a pregare e nel silenzio chiediamo a Dio di allontanare dal nostro cuore ogni distrazione, ogni pensiero, ogni preoccupazione. Adesso il nostro cuore è solo per Dio, per essere liberati dal male e ritrovare noi stessi. Preghiamo. Pietà di me, Signore mio Dio, pietà di me tuo servo. Una folla di spiriti maligni mi insidia e io sono come un vaso frantumato. Strappami dalle mani dei miei nemici. Restami accanto. Cercami se mi perdo. Riportami a te dopo avermi trovato e non abbandonarmi dopo avermi riportato a te, così che io possa piacerti in tutto e riconoscere che mi hai redento con mano potente, per Cristo nostro Signore. Amen. Rinnovo delle promesse battesimali e crismali. Mio Signore e mio Dio, ti rinnovo le promesse del mio battesimo e della mia cresima, con le quali ho rinunciato a Satana e alle sue opere e mi sono impegnato a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinuncio al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio alle seduzioni del male per non lasciarmi dominare dal peccato. Rinuncio a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo che solo in Gesù Cristo posso ritrovare la salvezza dai mali che mi affliggono e che solo a Lui devo affidarmi. Dio Onnipotente, Padre del Signore Gesù Cristo, che mi hai liberato dal peccato e mi hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, mi custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù mio Signore, per la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio Onnipotente, che offri una casa ai dispersi e riconduci alla prosperità i prigionieri, vedi la mia afflizione e vieni in mio aiuto. Sconfiggi il mio mortale nemico, affinché, fuggita la sua presenza, io possa ritrovare la libertà nella pace. E tornato a una preghiera serena e tranquilla, proclami quanto sei grande, per aver donato al tuo popolo la vittoria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invocazioni a Cristo Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Gesù, immagine del Padre, abbi pietà di me.
Gesù, sapienza eterna, abbi pietà di me. Gesù, splendore di luce eterna, abbi pietà di me. Gesù, parola di vita, abbi pietà di me. Gesù, figlio della Vergine Maria, abbi pietà di me. Gesù, Dio e uomo, abbi pietà di me. Gesù, sommo ed eterno sacerdote, abbi pietà di me. Gesù, annunciatore del regno di Dio, abbi pietà di me. Gesù, via, verità e vita, abbi pietà di me. Gesù, pane di vita, abbi pietà di me. Gesù, vite vera, abbi pietà di me. Gesù, fratello dei poveri, abbi pietà di me. Gesù, amico dei peccatori, abbi pietà di me. Gesù, medico delle anime e dei corpi, abbi pietà di me. Gesù, salvezza degli oppressi, abbi pietà di me. Gesù, conforto dei miseri, abbi pietà di me. Tu che sei venuto nel mondo, abbi pietà di me. Tu che hai liberato gli oppressi dal demonio, abbi pietà di me. Tu che prendesti la croce, abbi pietà di me. Tu che hai accettato la morte per noi, abbi pietà di me. Tu che hai voluto giacere nel sepolcro, abbi pietà di me. Tu che sei disceso agli inferi, abbi pietà di me. Tu che sei risuscitato dai morti, abbi pietà di me. Tu che sei asceso al cielo, abbi pietà di me. Tu che hai inviato lo Spirito Santo sugli Apostoli, abbi pietà di me. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di me. Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti, abbi pietà di me. Per il mistero della tua incarnazione, liberami, o Signore. Per la tua santa nascita, liberami, o Signore. Per il tuo santo battesimo e digiuno, liberami, o Signore. Per la tua passione e la tua croce, liberami, o Signore. Per la tua morte e sepoltura, liberami, o Signore. Per la tua santa risurrezione, liberami, o Signore. Per la tua gloriosa ascensione, liberami, o Signore. Per l'effusione dello Spirito Santo, liberami, o Signore. Per il tuo avvento nella gloria, liberami, o Signore. Salvami, o Cristo Redentore, per la potenza della tua croce. Tu che hai salvato Pietro in mare, abbi pietà di me. Per il santo segno della croce, liberaci, o Cristo, dai nostri nemici. Per la tua santa croce, salvaci, o Cristo Redentore. Tu che nella tua morte hai annientato la nostra morte e risorgendo hai rinnovato la vita. Adoriamo la tua croce, o Signore, veneriamo la tua gloriosa passione. Tu che per noi hai sofferto, abbi pietà di noi. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Preghiamo.
Dio, creatore e protettore del genere umano. Tu hai creato l'uomo a tua immagine e in modo ancor più mirabile lo hai ricreato con la grazia del battesimo. Volgi lo sguardo su di me, tuo servo, e ascolta le mie suppliche. Sorga nel mio cuore lo splendore della tua gloria, che mi liberi da qualsiasi paura e timore e mi restituisca serenità di mente e di spirito, così che possa lodarti e benedirti insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tu hai voluto, o Dio, rendermi figlio della luce con l'adozione per grazia. Non permettere al maligno di avvolgermi con le sue tenebre, ma fa che io possa sempre rimanere nello splendido fulgore della libertà, di cui mi hai fatto dono, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e contro la loro malizia spirituale. Aiuta noi che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Gesù, suo Figlio, dal potere del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo custode e patrono, e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Chiedi dunque al Dio della pace di tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché esso non possa rendere schiavi gli uomini, né recare danni alla Chiesa. Presenta all'Altissimo, insieme alle tue, anche le nostre preghiere, perché discenda su di noi la sua divina misericordia. Amen. Preghiera per la casa. Signore Gesù, ti preghiamo che la tua Santa Croce faccia da porta alla nostra casa per sbarrare l'accesso a tutti i cattivi, che il tuo cuore stillante d'amore ne sia la serratura, affinché solo chi ti ama possa entrare, e che le gocce del tuo sangue prezioso si posino ai cardini di porte e finestre per far scappare tutti gli spiriti maligni. Grazie, Signore Gesù. Preghiamo anche ricordando i nostri familiari defunti, perché liberati da ogni vincolo negativo possano essere accolti in paradiso. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. E ora la benedizione per voi e per le persone che portate nel cuore. Il Signore sia con voi. Dio sorgente e principio di ogni benedizione, fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto il tempo della vita salute e libertà. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
Amen. Il Redentore che vi ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Un carissimo saluto e abbiate coraggio. Con la preghiera, con la vigilanza, con l'aiuto del Signore, sicuramente vincerete la battaglia contro le forze del male. Dio vi benedica. Ciao ciao e abbi cura di te. Caro Padre, ti ringrazio per la tua bontà e la tua misericordia. Ti ringrazio per le battaglie che combatti per me, quelle che ho riconosciuto e quelle di cui non mi sono nemmeno accorto. Padre, chiedo la tua protezione e il tuo aiuto. Tu conosci le mie tribolazioni, Signore. Tu sai contro cosa sto combattendo e sai cosa sto affrontando. Io prego e ti supplico che tu apra la mia vista spirituale, in modo che io possa agire con quell'autorità che tu mi hai dato attraverso la tua parola, l'autorità che è nel tuo nome. Signore, fammi conoscere le tue vie, fa che io possa trovare familiarità con la tua presenza, possa lo Spirito Santo suscitare sempre nel mio cuore il potere che mi hai dato come figlio di Dio, che crede ed è salvato da Gesù Cristo. Possa lo Spirito Santo ricordarmi sempre la mia identità nel regno di Dio, che tu sei mio Padre e io sono tuo Figlio, e possa lo Spirito Santo ricordarmi le tue promesse, le promesse che mi hai lasciato con la tua parola, promesse che mi dicono che sono un figlio della luce, che mi dicono che sono benedetto al mattino e benedetto la sera, promesse che mi dicono che sarai sempre con me e che mi hai dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà danneggiarmi, perché il mio nome è scritto nei cieli. Padre, tu conosci la mia debolezza, aiutami a camminare e a comportarmi come un figlio di Dio che conosce la propria identità. Possano tutte le mie vie essere gradite a te, possa la mia fede essere gradita a te, Signore. La tua parola mi dice che se mi affido a te, riconoscendo che tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, tu mi libererai dal male e dai nemici e mi proteggerai sotto le tue ali, e la tua fedeltà sarà il mio scudo e la mia corazza. Signore, io adesso dichiaro che confido in te, dichiaro oggi che confido in te, perché tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Signore, confido in te per la vittoria in ogni area della mia vita. Confido in te per una conversione. Confido in te, Padre, che sei nei cieli, per aiutarmi in questi momenti in cui potrebbe sembrare che il male abbia il sopravvento. Ma confiderò per sempre in te, perché sei il mio rifugio e la mia fortezza. Solo tu, Padre, sei il nostro Dio, il nostro rifugio e la nostra fortezza. Allora ho piena fiducia in te. Ho fiducia che qualunque cosa io possa desiderare, qualunque cosa io possa sognare e di cui ho bisogno, può essere trovata in te. Perché tu, Padre, conosci cosa è buono per me. Tu conosci i tempi della gioia e della sofferenza, i tempi del vivere e del morire, e io ho fiducia in te, anche quando non comprendo, perché tu hai creato ogni cosa e ami tutto ciò che hai creato e orienti le nostre vite verso l'incontro con te. Io credo
che riponendo la mia fiducia in te non resterò deluso in eterno, perché tu sei un Dio compassionevole, perché non ti compiaci del male, perché tu sei un Dio fedele e porterai a compimento ogni tua promessa di salvezza. Ti ringrazio, Signore, di essere presente nella mia vita. Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente. Tu sei la pietra angolare della mia vita e io scelgo di contare su di te. In te trovo riparo nel tempo della tempesta, quando la vita diventa difficile. Padre, io invoco il dono dello Spirito Santo, il dono dello Spirito di tuo Figlio, Gesù Cristo, su di me e su ogni persona che porto nel cuore e su ogni persona che incontrerò, perché tu possa portare luce nelle nostre vite, perché tu possa sciogliere le tenebre, perché tu possa farti strada dentro di noi, perché tu possa diventare la nostra strada, perché tu possa essere la nostra verità e la nostra stessa vita. Gesù Cristo ci ha promesso che le porte degli inferi non prevarranno su di noi. Ti prego, Padre, che tu ci dia la tenacia per essere forti, per rimanere saldi e incrollabili nelle tempeste, perseveranti e radicati nella fede in Gesù Cristo. Aiutaci a camminare per fede e per amore e non seguendo le seduzioni della volgarità e della banalità e dell'arroganza e dell'egoismo. Il nostro sguardo resti fisso su di te, che sei il Dio della pace per chi ti ama, il Dio onnipotente per chi crede, il Dio che sposta le montagne per chi ha fede, il Dio della libertà per chi ti accoglie, il Dio della verità per chi ti ascolta, il Dio della misericordia per chi è misericordioso, il Dio che si lascia trovare da chi ti cerca, il Dio che ascolta chi lo prega. E noi abbiamo fiducia che indipendentemente dalle cose che accadono intorno a noi, indipendentemente da tutto ciò che può andare per il verso storto, tutto gioverà alla nostra salvezza, tutto collaborerà alla nostra crescita spirituale, perché confidiamo in te. E in questo momento ti chiediamo pace. Te la chiediamo nel nome di Gesù, il Re della pace, e ti chiediamo di guidarci in questo momento, anche se potremmo non capire tutto ciò che sta accadendo, anche se dovessimo trovarci nell'incertezza. In mezzo a tutto questo, Signore, apri una strada nel deserto, una strada che ci conduca alla tua casa. E ora sono qui a chiedere il tuo aiuto. Non posso farcela da solo, non posso combattere questa battaglia da solo. E mentre ti prego, Signore, anche per tutte le persone che porto nel cuore e per tutte le persone che mi hanno chiesto di essere ricordate e per tutte le persone che pregano per me, qualunque sia la difficoltà contro cui stiamo lottando, resta al nostro fianco, Signore, nel nostro spirito, nella nostra mente, nei nostri corpi e su qualunque area della vita in cui incontriamo l'opposizione del male. Invoco il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ti invoco, Signore Gesù. Sciogli questi nodi, dissolvi le tenebre, guariscici dalle infermità, risana le nostre ferite. Signore Gesù, tu ci hai invitati. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore Gesù. Le nostre anime hanno sete di te, e veniamo da te, Padre,
e ci inchiniamo davanti a te chiedendo il tuo aiuto. Stiamo chiedendo il tuo intervento divino. Chiediamo il tuo Spirito. Sii tu il nostro conforto in questo momento. In te noi speriamo. Nella tua parola noi confidiamo e sappiamo che chi si oppone a te non avrà prosperità e chi si oppone ai tuoi figli non avrà la tua benedizione. Ma noi dimoriamo presso di te, Signore Gesù. Padre, ti accolgo nel mio cuore e benedico il tuo santo nome. Tu stai al di sopra di ogni cosa e non c'è niente e nessuno che possa opporsi a te, e quindi invoco il tuo nome. Credo che rinnoverai la mia vita. Anche se ancora non riuscissi a vedere i segni della tua presenza accanto a me, credo per fede e so che tu sei al mio fianco e stai operando per il mio bene. Signore Gesù, ti prego, ti chiedo lo spirito di saggezza e di discernimento. In questo tempo aiutami a camminare con una mente illuminata dalla fede e non dall'arroganza o dall'orgoglio. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ti prego, Signore, mostrami la strada che conduce al bene. Aiutami a riconoscere e a detestare gli inganni del nemico. Guidami sulla strada della giustizia, in modo che non abbia a deviare nei sentieri del male e che non cada negli abissi del vizio. Fai nascere in me il desiderio di cercarti, Signore, la voglia di essere una persona migliore, l'aspirazione per la purezza di cuore, l'amore per la verità. Avvicinati a me, Padre, e io mi avvicinerò a te. Vivifica il mio spirito affinché non cada nell'inganno del nemico. Prego per la luce che è Gesù Cristo, perché risplenda nella mia vita. Scaccia le tenebre. Tu sei venuto a portare fuoco sulla terra. Il tuo spirito è il fuoco potente e santo. Fa che questo fuoco arda in me, fuoco che divora gli spiriti della paura e della tristezza, fuoco che allontana le tenebre e porta la luce e accende il desiderio di pregare e di combattere per il bene. Ti ringrazio, Padre, per la tua fedeltà, perché so che tu non mi dimenticherai né mi abbandonerai mai. Grazie per aver ascoltato la mia preghiera, Padre, e grazie per aver ascoltato tutte le persone che si sono unite a me mediante questa preghiera. Benedici le nostre vite, Signore Gesù. Riempi le nostre vite di pace. Dona a noi una pace profonda, la pace che viene da te. Noi cerchiamo te, Signore, cerchiamo te in ogni ambito della nostra vita. Ti ringraziamo per la tua misericordia. Noi confideremo in te perché sei un Dio misericordioso, perché non ci giudichi secondo le nostre colpe, ma secondo il tuo amore. Tu doni la libertà a chi ascolta i tuoi insegnamenti, a chi accetta le tue correzioni. Sia benedetto il tuo nome, Signore Gesù Cristo. Grazie, perché ci hai accolti come tuoi fratelli e sorelle. Grazie per il dono della tua vita. Grazie per il dono del tuo Spirito. Amen. Buonasera, al termine di questa giornata ci ritroviamo insieme per la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso
e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Grazie, Signore, Padre nostro, per avermi sostenuto nella ricerca della pace e nell'esercizio della pazienza durante questa giornata con i colleghi, gli amici, la famiglia. Aiutami anche domani e sempre ad ascoltare con calma e serenità le persone che mi hai posto accanto. Amen. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Ora, se avete la possibilità, potete ascoltare il Vangelo di oggi, altrimenti concludiamo insieme questo momento di preghiera. Preghiamo. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore una buona notte e un buon riposo. Abbi cura di te. Ciao ciao. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche,
Io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace. Fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento
della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te. Pace.